non c'è un euro in più, semmai c'è il rischio di avere 20 milioni in meno. Sui finanziamenti alla sanità per la montagna veneta è scontro aperto a pochi giorni dall'annuncio di un fondo da almeno 30 milioni di euro l'anno fino al 2028 per garantire servizi nelle aree montane venete. Dall'opposizione annuncia battaglia il consigliere regionale Dem Alessandro Del Bianco, che dalla struttura tecnica regionale ha ottenuto la conferma che quei 30 milioni sono risorse sì presenti nel fondo sanitario regionale, semplicemente ricollocate. Questa questione è stata gestita come una cosa di marketing legislativo, mettiamola così. Si fa una legge per far finta di annunciare di mettere soldi in più, quando non solo sono sempre gli stessi soldi, ma c'è addirittura il rischio che diventino soldi in meno. Nel mirino dell'opposizione c'è in particolare la quota destinata alla cosiddetta perequazione delle ULSS che operano nei territori svantaggiati come la ULSS 1 Dolomiti e la 7 Pedemontana. La norma di riferimento è l'articolo 15 dello Statuto Veneto, in più l'articolo 4 del Piano Socio-Sanitario Regionale 2019-2023, in base ai quali si definiscono i LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza per le ULSS dei territori svantaggiati, tra cui quelli montani. Negli ultimi anni, ricorda Del Bianco, queste risorse oscillavano tra i 47 milioni nel 2024 e i 54 milioni nel 2025. Nel disegno di legge collegato al bilancio, invece, la cifra viene fissata a 30 milioni l'anno fino al 2028. Io chiederò che sui LEA per la montagna, che riguarda in realtà non solo l'ULSS Dolomiti ma anche in parte l'ULSS Pedemontana, ci sia comunque un impegno almeno di non abbassare la cifra a cui si era arrivati negli anni precedenti. Critiche alla manovra arrivano anche dal consigliere Riccardo Zunski di Resistere Veneto, che parla di un'operazione di cosmesi contabile. Interpellato, oggi l'assessore regionale alla montagna Dario Bond definisce il fondo un paracadute di sicurezza per gli sforamenti dei plafond di spesa da parte delle ULSS di montagna. Bond, travolto anche dal fuoco amico, non si scompone e rilancia. Chi intende speculare si assuma anche la responsabilità di cancellare il fondo.